Mi chiudo nella mia camera, mi siedo sul letto e smetto di fare qualunque cosa, di riflettere, di farmi domande, cosa succederà, come sia potuto accadere, chi farà cosa. È tutto troppo grande per me, tutto troppo pesante, impensabile, indigeribile. Non lascio entrare niente, non lascio uscire niente, non parlo, non piango, non mangio, non faccio nulla, se non rimanere seduta sul mio letto a fissare il muro, la scrivania, i piedi, le mani appoggiate prima sulle ginocchia, poi una sull'altra, poi sulle lenzuola. Gaia Tortora ha letto un brano del suo libro, Testa alta e avanti. Il sottotitolo è In cerca di giustizia, storia della mia famiglia. Sono Silvia Nuccini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per chi come me è stata una bambina degli anni 70, il cognome Tortora è quasi di famiglia. Il padre di Gaia, Enzo, è stato conduttore di una trasmissione popolarissima e amatissima che si chiamava Portobello, che è andata in onda da 77 all'83. Per spiegare a chi è troppo giovane che cosa fosse nell'immaginario collettivo Portobello, ho pensato di paragonarlo a un programma di oggi, ma non ne ho trovato nessuno. Enzo Tortora, quindi, giornalista popolarissimo e amato, da un giorno all'altro, il giorno è il 17 giugno del 1983, viene arrestato con l'accusa di associazione per delinquere di stampo camorristico finalizzata al traffico di droga e armi. Accuse verso le quali si è subito proclamato innocente, come poi, 3 anni dopo, verrà stabilito anche dalla legge. L'opinione pubblica è sconvolta e ancora di più la sua famiglia. Gaia quel giorno ha 14 anni e all'esame di terza media. Gaia, che ricordo hai di quella giornata che senza alcun dubbio ha letteralmente cambiato la tua vita? Una giornata surreale, una giornata che doveva segnare il passaggio, che è comunque un passaggio importante, no? Dalle medie al liceo, e quindi doveva essere comunque un'emozione nel bene e nel male, per quanto fosse un esame di terza media, però da vivere e poi da festeggiare. E invece quella mattina è iniziato un incubo che piano piano nel corso della giornata si è insinuato e introdotto dentro di me fino a esplodere con il ritorno a casa dopo quell'esame, che aveva avuto già nel corso della mattinata tanti piccoli segnali che però io non avevo ovviamente messo insieme: il telefono che squillava presto la mattina alle 6, andare a scuola ed essere non la sesta ma la prima in ordine di esame, girarmi e vedere mia sorella sulla porta mentre io avevo chiesto ovviamente di non avere nessuno se non i miei compagni di classe, e poi la paura che fosse successo qualcosa a mia mamma. È successo qualcosa a mamma e Silvia mi dice no, non ti preoccupare, mamma sta bene, è papà, ma vedrai che si risolve tutto in poche ore. È stato ed è un terribile errore. E tornare a casa velocemente e non avere neanche il tempo di ragionare e trovarlo schiaffato in manette in televisione, trascinato, appositamente trascinato, volutamente trascinato. Papà era stato arrestato la notte alle 5 di mattina, però si è aspettato mezzogiorno e mezzo con tutte le disposizioni delle troupe messe sufficientemente lontano, non vicino, lontano per farlo vedere bene, trascinato via in manette. E da lì un incubo che è durato anni, che dura, che non se ne va, e qualcosa che doveva risolversi velocemente e non si è risolto velocemente. I tuoi genitori erano separati da molto tempo, tuo padre viveva a Milano, tu, tua sorella Silvia e tua madre a Roma. Racconti che questa lontananza faceva sì che non ci fosse molta intimità tra di voi, però poi quando tuo padre finisce in carcere cominciate a scrivervi, vi scrivete delle lunghe lettere. Dal tuo racconto si capisce che attraverso quelle lettere iniziate a conoscervi davvero in quel momento così difficile. Sì, perché intanto è la storia di una famiglia normale, una famiglia
separata ma normale, che vive nella normalità. Mio padre amava solamente il suo lavoro, leggere e andare a letto alle 9:30, mia madre faceva l'insegnante e una famiglia comunque separata, quindi come tutti i figli di separati, diciamo, con un papà così importante però, e quindi spesso in giro per lavoro la frequentazione era, non c'era una quotidianità di casa. Ogni tanto andavo a Milano, quando era a Roma lui ci vedevamo a pranzo o a cena, però insomma diciamo non c'era un rapporto di quotidianità. E quindi sì, gioco forza in carcere, l'unico mezzo è la lettera e attraverso la lettera si costruisce un rapporto complice, solido e anche molto tenero, io dico sempre, perché comunque era un uomo che, seppur schiacciato da una vicenda allucinante, impensabile, indescrivibile, nelle sue lettere cercava e trovava il modo di tenere i fili di una normalità con una ragazzina di 14 anni e quindi come va alla scuola, le varie materie, la squadra di calcio, i fidanzati miei piuttosto che di mia sorella. Insomma, è uno sforzo davvero grande che io trovo che lui abbia fatto, perché quando si è in una situazione così si impazzisce, il rischio è quello di impazzire e lui è riuscito a tenere in piedi e a costruire attraverso queste lettere anche questo tipo di rapporto. L'arresto di tuo padre, l'hai accennato anche tu, si è portato dietro un accessorio che accompagna spesso i rovesci delle vite delle persone note, che è l'agonia mediatica. Tu eri una ragazzina, ma ne sei stata travolta. Ora che fai la giornalista e conosci il sistema da dentro, come ti spieghi che questa stortura sopravviva, anzi che con i social non sia solo più un problema della stampa, ma che sia uno strumento terribile che abbiamo in mano tutti? Perché finché non ci passi e non lo attraversi e non lo senti sulla tua pelle, io credo che sia davvero difficile da far comprendere. È vero che bisognerebbe appellarsi, e basterebbe appellarsi solamente a un'unica cosa, che è il buonsenso e la coscienza. Basterebbe applicare questi due piccoli ingredienti che tutti noi abbiamo per cercare di capire. Non basta, purtroppo fa più titolo e forse vende qualche copia in più una persona trattata in un certo modo piuttosto che i fatti riportati per quello che sono in quel momento, e quindi ancora si fa molta fatica, però io sono fiduciosa nonostante tutto. Tuo padre, l'abbiamo detto, dopo 3 anni è stato dichiarato innocente, però la vita non è mai più tornata quella di prima. Era una recita, scrivi. Come mai? Perché ognuno di noi recitava un ruolo. Da subito, quando il salone della mia casa si è trasformato quella mattina stessa in una sorta di war room, con gli amici che sono accorsi, con Piero, Angela, con gli avvocati, e tutti noi ci siamo dati subito un compito, senza dircelo, ma ognuno di noi in famiglia aveva un compito e nessuno si poteva permettere di cedere ad altro. Proprio perché eravamo convinti che si sarebbe risolta in 48 ore e invece poi le ore sono diventate giorni, settimane, mesi, anni. E poi dopo provi, no? Provi a far finta che si può ricominciare, che con quella sentenza di assoluzione la vita ti viene restituita. Ma io ho capito subito che a lui non bastava e che ormai il danno era fatto e non era più riparabile. L'ho capito dal suo sguardo. Il suo sguardo non era più quello di prima. Mio padre diceva sempre che nonostante la sentenza di assoluzione, se solo avesse incrociato lo sguardo di qualcuno, uno qualunque, non ha importanza se è famoso o non famoso, una persona qualunque, e avesse visto nel suo sguardo un barlume di incertezza, questo lo avrebbe comunque distrutto di nuovo. Nel tuo racconto 2 sentimenti si intrecciano in modo inestricabile, la resistenza e la fatica. Di tuo padre per primo, ma anche della tua famiglia. E sullo sfondo c'è sempre il dolore. Dolore per questa ingiustizia e anche perché, poco dopo essere stato prosciolto da ogni accusa, tuo padre morirà per un tumore. A quell'epoca tu hai solo 19 anni. Scrivi: il dolore non va via mai. È come se mi fosse stato impiantato un apposito organo interno. E poi, il male che sento è identico a quello di allora.
Come hai gestito e come gestisci la sensazione di quell'organo dentro di te? In 2 modi diversi. Allora non lo sapevo, quell'organo voleva dire avere una corazza e comunque io non potevo permettermi di sentire, di lasciare spazio a quel dolore. Non c'era tempo, non c'era modo, non potevo caricare gli altri del mio di dolore, quindi ero perennemente comunque in protezione verso mia madre e mia sorella e quindi non mi concedevo di sentire dolore, non sentivo, andavo avanti come un soldato. È che quando a 40 anni quel dolore decide comunque di manifestarsi attraverso gli attacchi di panico, mi costringe in qualche modo a fermarmi e a cercare aiuto. E attraverso, diciamo così, varie strade che ho preso, perché non è detto che la prima vada bene, ma prima o poi incontri quella che ti aiuta, ho iniziato a cercare aiuto, a prendere consapevolezza del fatto che quello che avevo vissuto non era un incidente di percorso, ma che era un vero e proprio trauma e che in me aveva causato dei danni e quindi ho cominciato a volermi bene e, come dire, non ad accettare, ma ad accogliere quel dolore, a permettermi di sentirlo e in qualche modo di averne cura. È un po' complicato da spiegare, però mi fa stare meglio sapere che c'è, perché comunque c'è, ma posso accoglierlo, posso coccolarlo un po' e farlo stare meno male. Ammetti di non essere riuscita a perdonare le tante persone che a vario titolo si sono rese responsabili della vicenda di tuo padre. Quando il pregiudicato Gianni Melluso, che era stato uno degli accusatori, ha detto che era pronto a inginocchiarsi davanti alla tua famiglia, tu hai risposto: resti pure in piedi. Ed è la risposta che mi pare daresti un po' a tutti. Assolutamente sì, sono non persone ma personaggi, perché tali sono, che hanno messo in scena una tragedia per la vita di mio padre e anche di tante altre persone. In quella mega retata dove poi invito a vedere i numeri come si è risolta. Lo ripeto, nel caso di mio padre bastavano delle verifiche in 48 ore e se non bastavano le verifiche in 48 ore c'era un signore che era il capo della nuova camorra organizzata che si chiamava Raffaele Cutolo che ha detto: chiedete a me, non è un camorrista e questi non sono pentiti, sono 4 mitomani, cialtroni. Non è bastato neanche questo, nulla bastava perché quella roba lì andava tenuta in piedi. Quindi questi personaggi possono stare dove stanno, io non li nomino neanche, sono persone che hanno distrutto vite e che quando e se hanno chiesto scusa lo hanno fatto semplicemente per un tornaconto di pubblicità. Quindi per me possono restare dove stanno e non c'è nessun tipo di perdono. Nel libro dici una cosa molto bella e anche molto giusta, e cioè che in questa società che ci vuole performanti abbiamo creduto di doverlo essere anche nel dolore, fedeli al motto che si può cadere ma bisogna subito rialzarsi. Tu che appunto, come ci hai raccontato, per anni hai tenuto questa corazza, questo sorriso fisso sul viso, rivendichi adesso il diritto di dire ci vuole del tempo. Sì, è vero che cadiamo e ci rialziamo e che più o meno lo facciamo tutti nelle nostre vite, anche se è difficile. Poi è arrivato un momento in cui ho detto, sono caduta e ho detto voglio restare un po' seduta da qua giù e guardarvi da qua giù e quindi prendermi del tempo, appunto non per rialzarmi immediatamente perché la società ti dice che devi essere forte, performante, magnifica, che appunto tutto quello che sono i canoni di oggi. Io so che mi rialzerò, però per un po' vi voglio guardare seduta da qua giù. Credo che questo mi abbia aiutato molto e spero che aiuti qualcun altro. Ci sono 2 temi in questo libro che mi sono particolarmente cari, che sono il dolore e la solitudine, perché in vicende di questo tipo si è sempre soli. E io mi sono sentita e mi sento tutt'oggi molto sola ed è una brutta sensazione. Abbiamo dato voce a Testa alta e avanti di Gaia Tortora, Mondadori Editore. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air.
È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. Il producer è Alex Peverengo. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.